La marcia di Dodore Meloni per sostenere l'indipendentismo oggi ha toccato Ottana. Vediamo. La colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi ha convinto stavolta a rinunciare alla bicicletta. Dodore Meloni, nel suo tour per protestare contro l'inammissibilità del referendum sull'indipendenza, sotto le ciminiere di Ottana, nel paese simbolo del sogno industriale tradito, arriva in macchina dopo aver toccato con Sapasillada Longa, la lunga passeggiata, connessa a Domus Novas e molti altri centri. Ottana ha un forte senso simbolico, sia per la crisi industriale che c'è, sia anche perché qui sono state raccolti più di 260 firme per il referendum. Dopo 8 tappe, che tipo di attenzione sta trovando tra i sindaci? Fra i sindaci devo ammettere che il 100% è suscettibile e favorevole a tutto questo. Perché? Perché è una guerra di principio, di tutti i sardi, di tutto il popolo sardo. Per Giampaolo Marras, primo cittadino di Ottana, bisogna fronteggiare con forza uno Stato che continua ad arretrare dai territori. In qualche modo dobbiamo tenere la posizione, pensiamo ai tagli, banche centrali, scuole, poste, tribunali, forze dell'ordine, quindi in qualche modo noi dobbiamo recuperare. Non ultimo il tema è di grande attualità, è lo Stato che decide di mettere in difficoltà la Sardegna centrale non acquistando l'energia che qua si produce. Anche Ottana, come altri centri, voterà un ordine del giorno sul tema dell'indipendenza.